Eccoci qua, cari telespettatori. Ritorniamo sul libro di cui abbiamo parlato prima, poc'anzi, con il senatore, ma è stato scritto anche dal professore Enrico Caterini, ordinario di diritto privato dell'Università della Calabria, coordinato dal dottor Saverio Paletta, giornalista per un socialismo liberale europeo. Eccoli qua entrambi, ben arrivati qui con noi. Ben arrivato professore, ben arrivato dottore. Allora, buonasera ai telespettatori. Grazie anche a lei. Allora, professore, lei tra l'altro è anche stato citato perché si è occupato di sviluppare alcuni temi. Non voglio entrare con lei nel merito strettamente politico, però comunque spiegare di che cosa sviluppate in questo saggio. L'idea di fondo è quella di realizzare un progetto, prospettare un progetto di quello che potrà essere il socialismo liberale del prossimo futuro, partendo dalla situazione di crisi evidente che il socialismo vive nella dimensione sia nazionale italiana che quella europea, crisi generata da tanti fattori che proviamo anche ad esaminare, ad analizzare nel libro, per poi disegnare un immediato futuro, cioè pensare a cosa potrà significare il socialismo, che però non deve essere soltanto più coniugato nella unica dimensione del socialismo, ma appunto l'abbiamo coniugato con il liberalismo, cioè l'idea è quella di unire questi due termini che abitualmente sono stati divaricati, cioè si è parlato di socialismo come antagonista del liberalismo e più ancora del liberismo, e noi invece riteniamo che queste due visioni del mondo possono coesistere, anzi più riescono a trovare un punto di equilibrio e di intesa e meglio ne è per le realtà nelle quali possono agire, possono operare. Coniugare l'idea della libertà con l'idea dell'eguaglianza significa non comprimere l'iniziativa economica e non soltanto economica dell'uomo, della persona, ma allo stesso tempo non lasciare ai margini della società parti importanti della convivenza civile. Quando si riesce a coniugare questi due fattori, noi crediamo si renda un ottimo servizio alla modernità di un paese. Quali sono le sfide globali che secondo lei devono essere affrontate, che avete citato anche nel vostro libro? Ma le sfide globali della contemporaneità sono intanto un impegno massivo nella informatizzazione e nell'intelligenza artificiale. È necessario fare un uso molto più significativo di intelligenza artificiale. Prova ne è stata anche quest'ultima emergenza sanitaria, lì dove si è fatto più ricorso all'intelligenza artificiale, e voi in Veneto siete stati un buon esempio, lì si è riusciti a contrastare meglio l'emergenza sanitaria. Lo stesso è accaduto in Germania, lo stesso è accaduto in Israele, lo stesso è accaduto in Corea, lì dove invece l'intelligenza artificiale è rimasta inapplicata o poco applicata, lì anche la risposta e il contrasto all'emergenza sanitaria ne hanno subito delle conseguenze negative. Quindi c'è innanzitutto un problema di qualità culturale, educativa e quindi di investimento nell'intelligenza artificiale. C'è poi un problema ambientale, cioè bisogna riconvertire le attività produttive o quantomeno favorire, promuovere quelle attività produttive che siano molto più attente al momento della produzione piuttosto che al momento della distribuzione e della commercializzazione, e siano soprattutto attente al momento di una produzione virtuosa, cioè a dire una produzione che consumi poco, una produzione che abbia molto rispetto del territorio e abbia anche molto rispetto delle generazioni future, cose che finora si è fatto non molto, per non dire che si è fatto poco. Questo è stato un problema non soltanto italiano, evidentemente questo è un problema mondiale ed è anche un problema europeo, sul quale bisognerà impegnarsi molto, e ci vuole quindi una
forza ideale, ma anche operativa, anche di azione pratica, che attraverso la politica sappia riorientare il sistema produttivo di un paese. Poi ci sono alcune emergenze che sono tutte italiane. Per esempio c'è l'emergenza delle aree depresse del Mezzogiorno, ma ci sono aree depresse anche nel centro Italia e nel nord Italia. Quindi, per riprendere un po' il tema a cui lei faceva poc'anzi cenno, cioè quello del regionalismo differenziato, io sono un convinto sostenitore del regionalismo differenziato, perché E lei è calabrese? E lei è calabrese? Prego? E lei è calabrese, no? Lo sottolineo perché magari i telespettatori No, io sono calabrese, puro sangue potrei dirle, e però sono un convinto assertore, ho preso più volte posizioni pubbliche su questa idea del regionalismo differenziato, anche per come è già scritto nella nostra Carta Costituzionale, e purtroppo però non è totalmente applicato, perché ciò che si sostiene, a mio parere anche correttamente, da parte di alcune regioni, in particolare tra le tante anche da parte della Regione Veneto, cioè dire che bisogna dare attuazione alla disciplina costituzionale in materia di regionalismo differenziato, bene, questo costituirebbe un forte vantaggio anche per il Mezzogiorno d'Italia, ad una condizione però, alla condizione che questo regionalismo venga applicato così per come è scritto nella Carta Costituzionale, e cioè a dire differenziando e riconoscendo più ampi margini di autonomia e di poteri legislativi alle regioni, ma costituendo e facendo funzionare il fondo perequativo volto a realizzare quel minimo vitale, quelle funzioni essenziali appunto indicate dalla Carta Costituzionale, tali da costituire quel diritto di cittadinanza comune per tutti gli italiani e non soltanto per alcune. Poi c'è un tema infrastrutturale e che costituisce un altro elemento sul quale per esempio la stessa Unione Europea, nel individuare gli scopi di questi enormi finanziamenti che sta per elargire anche a favore dell'Italia, tra queste priorità indica anche il recupero delle aree depresse, quali sono appunto tra le tante anche quelle del Mezzogiorno d'Italia. Perché questo vorrei dirlo proprio approfittando di questa circostanza, cioè del parlare attraverso un emittente veneta, il problema del Mezzogiorno è un problema che torna utile anche al nord d'Italia, anzi direi torna utile soprattutto al nord d'Italia, perché avere un Mezzogiorno produttivo e competitivo, sia sul piano dell'economia, ma anche sul piano della istituzione, perché noi abbiamo un deficit che non è soltanto un deficit economico, storico pesantissimo, abbiamo anche un deficit di organizzazione istituzionale e di funzionalità istituzionale. Questi due deficit messi insieme costituiscono un forte rallentamento della crescita, ma non soltanto della crescita del Mezzogiorno, ma della crescita italiana e soprattutto della crescita di quella parte d'Italia dove si concentra la maggiore potenza produttiva, cioè a dire il nord dell'Italia. Il nord dell'Italia si priva, se con un Mezzogiorno ridotto nelle condizioni in cui è, si priva di una fetta di mercato significativa e importante. Quindi il recupero all'attivismo produttivo, economico ed istituzionale del Mezzogiorno è un bene non soltanto per il Mezzogiorno, ma anche per il resto dell'Italia e per l'Italia intera, oltre che per l'Europa. Non è un caso che tra gli scopi dell'Unione Europea, che l'Unione Europea indica, vi è anche questo del recupero delle aree depresse.
Assolutamente, ma secondo lei comunque, ritornando anche a un discorso tanto del socialismo, del libro, del testo dell'Europa, l'Europa ha perso un po' il suo spirito, la propria anima, la propria essenza, al di là di quel che diceva il senatore, che poi sembra essersi recuperata, però abbiamo sempre questo dubbio, questa perplessità, cosa ci sta dietro, perché poi l'Europa, insomma, è stata pesante con noi non poche volte, anche con altri paesi un po' più fragili. C'è ancora senso parlare di Europa dopo tutto quello che è successo? Dunque sì, ha senso ad una condizione. Al netto di questa contingenza nella quale l'Europa ha un po' recuperato se stessa, rendendosi conto che l'andamento seguito fin qui ci ha portato anche alla situazione in cui siamo, a prescindere dall'emergenza sanitaria che naturalmente è stata causata da altri fattori. Ma l'Europa comunque si trova dinanzi ad un bivio, cioè deve decidere cosa vorrà fare per i prossimi decenni. Se fare un passo avanti nella direzione di una dimensione politica dell'Unione Europea e quindi assumere alcune decisioni che passano attraverso un processo di maggiore democratizzazione delle istituzioni europee, perché c'è un deficit democratico nelle istituzioni europee e questo deficit democratico noi soprattutto italiani lo abbiamo pagato caramente e questo va recuperato al netto, ripeto, di queste decisioni anche significative ed importanti che sono state assunte per superare questa crisi europea generata dall'emergenza sanitaria. E poi c'è un'altra decisione, a mio parere, decisiva, fondamentale per il futuro progressivo dell'Unione Europea, anziché un futuro regressivo. L'altra decisione è munirsi di una Carta Costituzionale europea. Si potrà molto parlare di Stati Uniti d'Europa, ma senza una Carta fondamentale che fuoriesca da una consultazione popolare dei popoli europei e che definisca quei valori di fondo sui quali convergono i popoli europei pur preservando le diversità che ciascun popolo deve naturalmente preservare, perché l'Unione Europea non può essere uno strumento di omologazione, l'Unione Europea deve preservare le differenze, ma allo stesso tempo deve fissare quei valori fondativi comuni che fanno di un popolo, cioè un popolo senza avere una condivisione di valori non potrà mai Non è essere un possibile, popolo. assolutamente. Allora, qui è il punto sul quale si gioca la partita del futuro dell'Unione Europea. Questo momento di crisi è stato un momento che un po' ha fatto risvegliare gli animi sopiti degli egoismi europei, i quali puntavano ciascuno a realizzare i propri interessi. E fin qui purtroppo è accaduto che alcuni paesi hanno molto realizzato i propri interessi nazionali. Naturalmente quando si realizzano interessi di alcuni, evidentemente questi interessi si realizzano a scapito di altri interessi. E noi italiani siamo tra coloro che purtroppo hanno più volte pagato il conto di altri interessi nazionali. Ora, ripeto, al netto di questa parentesi che è generata da una condizione emergenziale e che probabilmente ha scosso la governance europea nel risvegliarsi di fronte all'emergenza sanitaria, dopo passata questa fase bisognerà guardare al futuro dell'Europa e il futuro dell'Europa non sta certamente nell'accentuarsi dei nazionalismi, ma sta nel definitivo passo verso un'Europa che da un'Europa comune delle economie va verso una Europa comune delle scelte di fondo, delle scelte politiche. Se l'Europa riuscirà a proiettarsi in questa dimensione, probabilmente ne gioveremo tutti. Speriamo. Se invece continuerà a tentennare tra l'una e l'altra sponda, credo che condanni se stessa ad un futuro
di opacità che sicuramente non depone per il bene. Assolutamente. Voglio coinvolgere anche il dottor Paletta, che tra l'altro, Saverio Paletta, che è giornalista che ha coordinato questo libro. Dottor Paletta, secondo lei, mi sente? Sì, sento, Perfetto. sento. Siccome questo libro è stato editato poco prima di tutto del disastro del coronavirus, di tutte le conseguenze e ripercussioni che ci sono state, quindi è frutto di un ragionamento antecedente. Risulta essere ancora di attualità sotto certi profili o tutto sommato, alla luce di tutto quello che sta succedendo, non solo da noi ma anche nel resto del mondo, dell'Europa, ci sono equilibri che sono completamente cambiati, ci sono fatti gravissimi che vanno a compromettere equilibri politici oltre che economici, basta vedere quello che sta succedendo anche alla luce dei fatti di questi giorni negli Stati Uniti. C'è qualcosa che non ritorna più, bisognerà rivedere. Non certo il libro rivederlo, però insomma ci sono degli aggiornamenti in corso. Lei che ha un po' il punto di tutto quello che è stato scritto. Allora, innanzitutto, di nuovo buonasera a tutti i telespettatori. Il libro è in progress. Al libro è collegato un sito web che funziona come think tank e si chiama socialismo 4.0.eu. E questo è il link per chi volesse accedervi. Questo per quale motivo? Quando si ragiona di idee, attenzione, idee e non ideologie, dico questo ovviamente per il doveroso obbligo di aggiornamento della politica al presente. Noi stiamo parlando di idee. Le idee sono qualcosa che si sviluppa. Alcuni contenuti che naturalmente non siamo riusciti, proprio per la contingenza cronologica, per la vicenda del Covid a cui lei faceva accenno, questi argomenti che non siamo riusciti a sviluppare nel libro stanno trovando un loro naturale proseguimento nel sito. E allora mi permetto di dire, sì, gli argomenti del libro sono attuali a dispetto del coronavirus, a dispetto del lockdown, e a dispetto del fatto che questa emergenza sanitaria ha dato una sorta di spinta in avanti. E sono argomenti attuali perché da un'idea socialista, dalla corretta introiezione di una visione sociale di welfare all'interno dell'Europa dipende il futuro dell'Unione Europea stessa. Mi spiego meglio. Finora anche i partiti di sinistra in Europa sono stati partiti moderati. Quali possono essere i valori di una sinistra contemporanea? Sicuramente il solidarismo, sicuramente la laicità, sicuramente l'idea di combinare libertà ed eguaglianza, che finora è stata fallimentare per come è stata praticata all'interno dell'Europa. Prova ne sia che l'ottava potenza del mondo, l'Italia, è scivolata indietro ed è in crisi su tutti gli indicatori OCSE. Esatto, però ma lei sta parlando appunto di un'ideologia, quando adesso noi ci troviamo davanti a una realtà dove le diseguaglianze si sono accentuate in modo impressionante e notevole, quasi impossibile tornare indietro a certe situazioni. Se prima erano rilevanti, adesso sono diventate molto rilevanti, non solo a livello però l'Unione Europea posso permettermi di dire una cosa, l'Unione Europea è un esperimento inedito. L'Europa è stata unita più volte nel corso dei secoli, però ciò è avvenuto sempre in via militare, dall'impero romano al Sacro Romano Impero, che poi è quello che disegna l'Europa come idea e come entità geopolitica, fino a tentativi piuttosto recenti, c'è sempre stata di mezzo qualche armata vittoriosa. L'aspetto inedito dell'Unione Europea è che è un processo fatto in tempo di pace con mezzi pacifici. Pacifico non vuol dire non distruttivo, non pericoloso, perché il mercato, se non viene regolamentato a fini sociali, può essere distruttivo e pericoloso a più di 10 guerre, ci mancherebbe altro. Però che cosa succede? Considerando che ormai le economie europee sono integrate, in fondo l'Italia non è fallita a dispetto del coronavirus, proprio perché avrebbe tirato con sé la Francia, la Spagna e danneggiato la Germania, proprio perché c'è quindi questa forte integrazione da cui non si può tornare indietro,
L'idea di trasformare l'Europa in qualcosa di politico si traduce in questo concetto. Prendiamo questa integrazione che già c'è, che già è in corso, che ha reso impossibile il fallimento di alcuni stati, e trasformiamola in una visione rivolta direttamente ai cittadini, che ovviamente non sono giocatori di borsa, non sono tutti imprenditori, non sono tutti operatori economici diretti, possono essere persone che vivono di stipendio, possono essere disoccupati, possono essere piccoli imprenditori messi in crisi appunto da questo avanzare impetuoso della finanza. Considerando che il mercato può essere servito per eliminare gli ostacoli di tipo culturale ed economico all'integrazione, adesso aggiungiamo il piano superiore, quello politico. E l'idea socialista, dico l'idea, ripeto, non l'ideologia, può ancora dare degli elementi utili. Perfetto, allora torno un attimo con il professore. Professore? Dottoressa, potrei aggiungere qualcosa? Sì, infatti volevo chiederle se voleva aggiungere qualcosa. Sì, dica. Lei giustamente ha messo il dito nella piaga. Le diseguaglianze della società contemporanea italiana, ma non soltanto italiana, sono divenute non più tollerabili. È difficile esaminare in breve le cause, però io voglio individuarne solo pochissime, se non addirittura una. E una delle cause principali di questo accentuarsi delle diseguaglianze noi l'abbiamo nel debito pubblico elevatissimo del nostro Paese. Questo debito pubblico elevatissimo farà sì che tutte le politiche, ha fatto sì che tutte le politiche di Stato sociale, di cosiddetto welfare, sono gli più impraticabili, cioè è sempre più difficile recuperare le differenze tra parti della società sempre più importanti e significative, e quindi queste divaricazioni, questo allargamento di una società sempre più ricca da una parte e dall'altra di una società sempre più marginale. Dapprima in passato si rimediava a questi inconvenienti attraverso le politiche di welfare. Nel nostro paese in particolare le politiche di welfare sono divenute difficilissime, se non addirittura impraticabili, per via di questo innalzamento impetuoso del debito pubblico che adesso con questa emergenza sanitaria purtroppo è aumentato e aumenterà ancora di più. Allora noi diciamo in questo libro, ed è qui una delle idee trainanti del libro, diciamo che dobbiamo riscoprire le comunità, e tra le comunità ci sono non solo le comunità locali, le comunità regionali, ma anche le comunità economiche, cioè dire tutte quelle realtà nelle quali si realizza progresso, si realizza sviluppo, si realizza produzione, quindi si realizza economia. È un modo a mezzo del quale ripristinare quella rete sociale che è stata rotta dal cattivo funzionamento del welfare. E noi abbiamo necessità, perché la nostra società italiana conservi un minimo di integralità, abbiamo necessità di ripristinare la dimensione sociale e relazionale tra le parti del nostro popolo. Non possiamo procedere in questa direzione divaricante, per cui il sud si divide dal nord, nel sud dividiamo i poveri dai semipoveri, dai semiricchi e dai ricchi. Lo stesso accade al nord, lo stesso accade nel centro Italia. In questo modo noi sfilacciamo la nostra realtà di popolo e di società. Quindi è necessario intervenire. Purtroppo, poiché il tema del debito pubblico non è un tema che si risolverà nel breve o nel medio periodo, nel finora, a dire il vero, non lo abbiamo neanche affrontato il problema, perché il debito è aumentato. Allora noi dobbiamo trovare risposte in altre soluzioni e non in quelle che ci derivano dall'esperienza della storia.
Assolutamente. Allora professore, io purtroppo il tempo non ne ho più a disposizione perché letteralmente vola, magari sarebbe bello anche approfondire altri temi perché i capitoli sviluppati sono parecchi, si parla anche di integrazione, di immigrazione, di donne, di nuove povertà, insomma di ambiente e tante altre questioni che sono state accennate, affrontate e viste in un'ottica prospettica molto interessante. Io ringrazio allora il professor Enrico Caterini, ordinario di diritto privato all'Università della Calabria, grazie di essere stato qui con noi, ringrazio anche il dottor Saverio Paletta, giornalista, coordinatore del libro, abbiamo già salutato il senatore Giovanni Pittella. A questo punto buon lavoro, grazie, saluto anche i nostri telespettatori, no saluto, per carità, state con noi, i nostri telespettatori li lascio alla nostra pubblicità e noi ci rivediamo tra pochissimo.